Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Decine di pescatori delle marinerie della Calabria hanno manifestato ieri a Catanzaro davanti alla sede dell'assessorato regionale all'agricoltura e pesca per protestare contro le misure imposte dall'Unione Europea nel settore. Dopo aver stazionato per alcune ore davanti l'assessorato, una delegazione è stata ricevuta da Trematerra. Tra i motivi alla base delle proteste, l'impossibilità di utilizzare le normali reti da pesca che secondo le nuove disposizioni dovranno essere sostituite con quelle a maglie larghe che impediscono la pesca delle specie più piccole. È stato presentato dal parlamentare Donato Bruno in qualità di relatore al Codice delle Autonomie in Commissione Affari Costituzionali della Camera un emendamento che prevede la soppressione delle province con meno di 200.000 abitanti. L'emendamento dovrebbe essere votato martedì dalla Commissione Affari Costituzionali ed ha avuto il placet del ministro Calderoli. Intanto ieri una delegazione della provincia di Crotone ha incontrato i rappresentanti del comune di San Giovanni in Fiore in vista di un possibile futuro allargamento dei confini. 211 euro è quanto costerà ad ogni cittadino calabrese la manovra anticrisi che sta varando il governo Berlusconi. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Se è vero infatti che nella stessa manovra non ci sono nuove tasse, i sacrifici imposti agli enti costringeranno di fatto i governatori ad aumentare le imposte ai cittadini. Per gli enti locali il conto è ancora più salato e si aggira sui 10 miliardi di euro. Per l'UNCEM i tagli imposti dal governo saranno un colpo mortale soprattutto per i piccoli comuni e per gli enti montani. Si è celebrato oggi nelle 5 province calabresi il 196esimo annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Al comando Legione Carabinieri Calabria a Catanzaro la cerimonia è stata presieduta dal comandante regionale Marcello Mazzuca alla presenza di autorità civili, militari e religiose del capoluogo. Il generale, dopo aver passato in rassegna ai reparti schierati, ha tenuto il tradizionale discorso per poi consegnare le ricompense concesse ai militari che si sono distinti in operazioni di servizio. Per l'occasione le caserme sono aperte al pubblico. Dopo il devastante terremoto di Haiti, l'Unicef e l'amministrazione comunale di Cosenza hanno promosso una campagna di sensibilizzazione finalizzata a raccogliere fondi necessari a vaccinare contro morbillo, tetano e difterite i bambini della zona colpita dal sisma. Alla raccolta hanno contribuito il comune, moltissimi cittadini e 25 istituti scolastici. Ieri sono stati consegnati attestati di merito alle scuole partecipanti. L'obiettivo di effettuare 120.000 vaccinazioni al costo di 20 centesimi ciascuna è stato superato, riuscendo a finanziarne 170.000. L'amministrazione comunale di Crotone ha intitolato la sala lettura della propria biblioteca, sita nel castello di Carlo V, a Peppino Impastato. A scoprire la targa il sindaco Peppino Vallone ed il prefetto Vincenzo Panico, presenti gli studenti dell'Istituto Cutoli e quelli dell'Istituto Comprensivo Peppino Impastato di Palermo, nonché il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Luciano Greco. Sulla targa è stata incisa la frase «Ai tuoi 100 passi sulla strada della legalità, la città di Crotone aggiunge il suo». Nel chiostro di San Domenico a Cosenza ieri mattina è stato presentato Alarico Fest dal 10 al 12 giugno. Il suggestivo capolavoro di arte cinquecentesca sarà il luogo della 3 giorni di rassegna ricca di intrecci tra musica, cultura e l'enogastronomia di 4 importanti cantine del territorio. Ad aprire la kermesse Peppe Voltarelli, poi sarà la volta di Pino Marino e la giovane talentuosa Erika Mu e Alessandro Mannarino in chiusura. Sono stati circa 1.000 gli studenti, rappresentanti di 17 scuole, che hanno partecipato ieri mattina al Palamilone di Crotone all'iniziativa promossa dall'area marina protetta di Caporizzuto e dalla Lega Navale sulla conoscenza ed il rispetto dell'ambiente marino. I ragazzi hanno presentato dei lavori sul tema dell'importanza dell'educazione ambientale ed i vincitori sono stati l'Istituto Comprensivo Don Matteo Lamanna di Mesoraca, il secondo circolo di Isola Caporizzuto e l'Ipsia Barlacchi di Crotone. La manifestazione è giunta alla sua 4ª edizione.